i cavalli scalpitano, tutti quanti sono talmente, tutti i miei soci vedo che ogni volta domando quando facciamo la dunata, quando facciamo la dunata. Questo è il momento giusto per poter ritrovarci insieme, per poter partecipare a questo grande evento. L'entusiasmo è al massimo e fervono i preparativi in tutti i gruppi della marca per partecipare alle manifestazioni organizzate per il centenario della sezione di Treviso. Qui siamo a Biade, nel gruppo locale delle Penne Nere è pronto ed auspica che l'occasione diventi anche un motivo per valorizzare l'ossario più piccolo d'Italia. Ci piacerebbe che tutte quante le persone, anche della provincia di Treviso, conoscessero questa realtà, il monumento ossario di Santa Lucia, una cosa che tutti quanti noi paesani sentiamo nel cuore, perché lì ci sono sepolti tutti i nostri vecchi. Al gruppo di Fontanelle l'emozione è palpabile. Ho ritrovato spirito di comunità e anche di fratellanza tra noi, perché è un'occasione dopo tanto di ritrovarci una volta insieme dopo tutto quello che è successo. Tutto è pronto per la staffetta che vedrà gli alpini coinvolti nel portare nei primi 5 chilometri una delle 4 parti del logo del centenario, parti che verranno ricomposte sabato pomeriggio a Treviso in piazzale Burchi e Lati, dando il via agli eventi all'interno della città. Noi saremo al Bosco delle Penne Mosse venerdì mattina per l'alzabandiera e l'inizio della marcia. Si esce da quasi 2 anni di grande difficoltà che hanno visto gli alpini in prima linea nella lotta alla pandemia, con grande impegno in tutte le fasi, dall'iniziale distribuzione delle mascherine fino al lavoro nei centri vaccinali, ma non appena è stato possibile si è ripreso il lavoro con i bambini e i ragazzi delle scuole. Il discorso della natura, il discorso della montagna, il discorso della salvaguardia del nostro ambiente sono dei valori sui quali noi intendiamo insistere e coi quali coinvolgere le generazioni future, perché questi sono i valori che noi vogliamo e dobbiamo lasciare a loro. Viva, viva!